Buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova puntata dei Talk, dialoghi di archeologia, arte e architettura. Oggi parleremo appunto di architettura, è già la seconda occasione che nei Talk concediamo uno spazio dedicato appunto a questa tematica che a noi piace particolarmente, ma cerchiamo di concedere uno spazio un po' a tutte le tematiche legate appunto al mondo della cultura in generale. Ecco, oggi abbiamo con noi due architetti, Marina Fanari dell'Università di Cagliari, ricercatrice, e Davide Simoni invece dottorando presso lo UAL di Venezia, se non ricordo male. Di che cosa parleremo oggi? Allora, la tematica, come sempre, è abbastanza complessa, nel senso che a me piace partire sempre con argomenti difficili, ma difficili perché parlano appunto della nostra società e in generale di quello che riguarda il complesso di abitare gli spazi. È un argomento complesso perché concepire delle architetture, dei paesaggi in generale e degli spazi che riguardano direttamente gli esseri umani è qualcosa di davvero complesso, perché siamo fatti di una moltitudine di diversità e di generi che molto spesso risulta, come dire, complesso poi da pianificare, da progettare e quindi di difficile, come dire, approccio poi eh, per essere poi abitati. Eh, io passo la parola a Marina e a Davide giusto per un saluto e per iniziare poi il nostro talk, il nostro dialogo, ecco. Quindi, ciao Marina. Ciao a tutti, intanto grazie di avermi invitato a questo talk che mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo il tema, un po' meno in mondovisione, ma va bene. Di fatto essere stata invitata è più una costrizione, possiamo dirlo. Possiamo dirlo, sì, però È non, un nostro dovere parlare di questi argomenti, quindi è importante, certo. Niente, adesso vedremo un po' come, come si svolgerà. Ci sono un sacco di cose in realtà da dire, anche molto brutte, ma anche delle esperienze positive. È un tema vastissimo che si può chiudere con una risposta secca o dare delle speranze e delle possibilità. Ecco, proviamo a vedere cosa viene fuori. speriamo di dare speranze. Davide, Speriamo. ciao anche a te. Ciao, grazie Valeria, grazie al MUA, vi ringrazio per questo invito e vi ringrazio anche soprattutto per il lavoro che state portando avanti a Sinna in questo modo di concepire anche il museo come opera aperta in grado di costruire conoscenza oltre che di conservarla. Di questo, appunto, da sinnaese vi ringrazio. Grazie a te. Io ho dimenticato di dire una cosa di te, Davide, che ci siamo conosciuti perché tu sei cofondatore dell'associazione IMOI che si occupa appunto anche di rigenerazione urbana e di fatto questa è una delle tantissime attività di cui ti sei occupato negli ultimi anni. Invece con Marina ci siamo conosciuti nell'ambito universitario perché lei, essendo ricercatrice appunto nel DICAR, si è occupata anche di un progetto nel quale sono stato coinvolto che riguardava appunto le architetture del Novecento. Bene, che riguardano appunto anche le tematiche di cui parleremo oggi. I miei interrogativi che vi sottoporrò oggi, in realtà sono già stati, vi ho già sottoposto, bisogna dirlo, vi ho già passato alcune argomentazioni, altrimenti sarebbe stato impossibile imbastire un discorso di questo genere, è appunto legato all'architettura, ad una progettazione architettonica in funzione umana. Che ovviamente vuol dire tutto e non vuol dire niente. Quello che interessa a noi è questo. Esiste una progettazione che a monte viene fatta per una comunità, per la collettività, perché molto spesso appunto abbiamo interi edifici, interi paesi, interi quartieri che vengono creati per l'essere umano, però molto spesso non sono degli spazi funzionali che vengono
come dire, obiettivamente progettati per quella collettività, ma ci si ritrova poi ad avere un deficit che crea una sorta di cortocircuito tra chi l'ha progettato e quindi lo spazio stesso e chi lo deve abitare. Quindi la prima domanda è questa: esiste una progettazione in funzione umana? Passo la palla a chiunque di voi due voglia rispondermi. Va bene, parto con una domanda per te. Lo slogan del MUA è uno spazio di tutti. Sì, bravissimo. Ok, quindi credo che questo sia lo stesso tema, no? Cosa intendi tu con uno spazio di tutti? Anche per tutti o che appartiene a tutti? Questa è una bella domanda. Ti rispondo subito, visto che l'idea di più che creare è stato, come dire, ridare un nuovo significato, no? Un nuovo significante ad uno spazio che esisteva già. Perché il Museo di Sydney nel 2021 compirà 20 anni, quindi sono già 20 anni che lo spazio inteso come spazio architettonico esiste, la collezione esiste, però quello che manca appunto è l'interazione, ma soprattutto, oltre all'interazione, creare anche il contenuto che sia per una comunità che lo deve vivere e abitare. E il contenuto non è solo dato dalla collezione stessa, ma è dato anche da tutta una serie di attività, tutta una serie di operazioni anche che vengono date da una cabina di regie, se così possiamo chiamarla, che devono consentire a tutti, senza discriminazione appunto, quindi religione, di età, di provenienza, di sesso, di poter frequentare, di poter vivere e abitare gli spazi del museo. Esempio banalissimo, la consultazione di riviste, di libri, di volumi, sia specialistici che non specialistici, avere anche supporto nella ricerca. Ci sono tante persone, dai bambini agli adulti, che non hanno magari la capacità o la possibilità, e quindi creare accessibilità in questo senso, di fare una semplice ricerca. È capitato di avere richieste di supporto appunto nel fare semplicissime ricerche. Quindi questa è la concezione dello spazio di tutti, cioè uno spazio che si vuole aprire a tutti perché il museo per troppo tempo, benché sia una concezione ormai superata almeno dagli specialisti da almeno un quarantennio, è visto ancora come un contenitore di oggetti di arte o di reperti, in qualche caso anche di ossa di dinosauri, perché c'è ancora poi la concezione che appunto l'archeologia sia le ossa di dinosauro. Non è assolutamente così. Se ci sente la direttrice poi chiede di intervenire per sfatare questo mito. Quindi in questo senso la progettazione culturale che facciamo noi è quella di creare uno spazio di tutti, e per tutti soprattutto, sì. Ecco, il progettista dovrebbe, quando progetta uno spazio pubblico, ma anche quando progetta uno spazio privato, pensare prima di tutto all'aspetto umano, cioè deve sapere per chi sta progettando quella cosa, di chi è e a chi serve e chi deve fruirne. La realtà dei fatti è che la progettazione ora è un insieme in realtà di aspetti tecnici da rispettare. Ok, si è sempre più perso nella progettazione il punto di vista di chi utilizzerà quella cosa, cioè c'è un punto di vista molto alto che è quello di costruire bene, di fare in modo che quell'edificio segua determinate regole stabilite per esempio dalla pianificazione o delle regole statiche, eccetera, però tutto quello che manca nella progettazione, ma anche all'università, in tutto il percorso di studi che un architetto deve compiere, che un ingegnere, io sono un ingegnere, quindi comunque un progettista, ma secondo qualcuno non dovrei pianificare, però quello che voglio dire è che tutto il percorso del progettista manca dell'aspetto delle scienze sociali, che ti dicano chi è che deve abitare quello spazio pubblico,
come lo deve abitare, e non stiamo parlando di accessibilità, stiamo parlando proprio di fruizione di uno spazio che sia il più omnicomprensivo possibile, o anche no, perché uno spazio può essere progettato per esempio solo per i bambini, allora il mio target è quello dei bambini, ma io magari non so nemmeno quanto sono alti, qual è il target di altezza dei bambini che devono fruire di quello spazio. E quindi secondo me questo è il primo aspetto, manca proprio un percorso di studio integrato delle scienze sociali nelle scienze architettoniche, tecniche di cui ci occupiamo e che studiamo e che mettiamo in atto nella progettazione degli spazi pubblici ma anche di quelli privati. Grazie. Davide, ti vedo pensieroso. Sì, io rimugino su qualsiasi cosa, su me, sugli altri, quindi rimugino tanto. No, la domanda appunto mi fa rimuginare parecchio perché un'architettura a misura umana, cioè l'architettura deve essere in funzione dell'uomo, quindi appunto la questione sorge quasi strana, cioè mi fa domandare sul cortocircuito che forse ha preso la nostra professione e forse anche su che cosa in realtà pensano le persone esterne al mondo dell'architettura a cosa sia la figura dell'architetto. Quindi la questione della progettazione umana ultimamente ha preso molto piede, diciamo, anche tutte le tematiche sulla partecipazione, la rigenerazione urbana, che appunto mettono al centro l'uomo, cioè, non è che prima non si mettesse al centro. Forse abbiamo quasi subito una sbornia modernista che ci ha appunto inculcato molto sull'aspetto normativo, regolamentativo, come diceva prima Marina, cioè quell'eccesso di positivismo che tutto potesse essere regolato grazie alla norma, quindi ci ha un po' racchiuso in alcune categorizzazioni e in alcuni appunto spazi chiusi che non davano magari vita all'inatteso, che appunto nello spazio pubblico, la cosa bella dello spazio pubblico magari è l'inatteso, invece quel tipo di architettura magari tendeva ad essere un po' troppo chiusa e rigida. Vero. Io, giusto per giustificare, scusate la cacofonia, per giustificare anche la domanda che è stata fatta, no? Qual è l'interesse di una domanda del genere? È proprio quello di capire come mai spazi anche, senza girarci troppo intorno, il museo ad esempio di Sydney, piuttosto che un'altra struttura di Cagliari, ora non mi viene in mente nulla di calzante, però come mai certe strutture che vengono create con uno scopo, poi a un certo punto cambiano destinazione d'uso, per dire, perché lo decide qualcuno, senza però appunto immaginarsi una corretta lettura di quella destinazione d'uso. Una buona pratica che mi viene adesso in mente può essere la manifattura tabacchi a Cagliari, che chiaramente non è nata come uno spazio della creatività, uno spazio di incontro e di condivisione di arti o eventi e festival, eppure si sposa bene per questa tematica, per queste attività qua, per queste tematiche, sì. E invece mi chiedo come mai uno spazio come può essere il Museo di Sydney o come può essere, con Davide ne abbiamo parlato in lungo e in largo, la piazza del municipio di Sydney, come mai una piazza del genere, con l'intervento di Maria Lai, invece non sia, come dire, gradita, abitata dalla collettività e dalla comunità che l'ha ricevuta. Questo è uno degli interrogativi a cui dovremmo dare risposta o a cui dobbiamo cercare magari di trovare una soluzione, forse perché non si coinvolge il pubblico di riferimento? Questa è una domanda che vi giro immediatamente. Vado? Vai. Sì, perché non si coinvolge il pubblico, perché se tu realizzi oggi qualcosa per un pubblico che deve utilizzare quella cosa, ma non è più un pubblico diciamo analfabeta, è un pubblico che vuole essere partecipe, che vuole
fare e che è in grado di dire la propria opinione. Mi viene in mente una cosa molto stupida ma molto divertente. Durante un viaggio in Svizzera, con la radio accesa, ad un certo punto sentì un telegiornale, dicevano che ci sarebbe stato un referendum per decidere di quale materiale doveva essere realizzata, si doveva decidere con il referendum di quale materiale realizzare una piazza a Locarno. È evidente che questa cosa non si può estendere a tutte le decisioni di progettazione urbana, di pianificazione urbana a tutte le scale, però è sintomatico di quanto la cittadinanza volesse essere coinvolta in una cosa che sembra molto stupida, ma non lo è. È evidente che una piazza ha bisogno di regole, ma ha anche bisogno di una serie di cose che se non si coinvolge la popolazione di quel posto, quella che andrà a visitare quella piazza, non se ne può tenere conto. Non si può, cioè un progettista che magari non ha mai vissuto lo spazio pubblico della piazza non sa che in una piazza ci devono essere degli alberi, ci deve essere del verde, perché altrimenti nessuno andrà lì a passare del tempo d'estate, per esempio, non sa che ci devono essere delle panchine comode. Ci sono state un sacco di polemiche per Piazza Gramsci, se non mi sbaglio, a Cagliari, che è un progetto molto bello. Io abito lì vicino, ogni volta lo vedo, poi di notte alcune di queste panchine si illuminano, è bellissimo, però effettivamente era una piazza frequentata da persone di una certa età che stavano comodissime nelle panchine di metallo con lo schienale, non hanno più lo schienale. Cioè, il problema non è che fossero in qualche maniera affezionati a quel tipo di panchine, che la panchina non è più adatta a loro. E sembra una stupidaggine, però non ci vanno più. Non è che si lamentano per lamentarsi. Questo è un altro esempio importantissimo, secondo me. Ok, però la progettazione partecipata è importante, cioè è importante non per recepire delle informazioni e poi quelle informazioni io le prendo e le applico e basta, no. Il know-how dell'architetto deve essere in grado di recepire quelle informazioni e di capire come rispondere a quelle informazioni, altrimenti la progettazione verrebbe solo dal basso e non cioè, il passaggio ci deve essere. Un po' di anni fa, durante il Festark di Perugia, che facevano prima a Cagliari e poi spostarono a Perugia, ci fu l'intervento di un gruppo di architetti giovani bravissimi, giovanissimi proprio, potevano avere al tempo una trentina d'anni, mi pare di Copenaghen. Comunque loro, i Tintinjestu, loro si laurearono, andarono in India a fare un progetto, secondo loro, diciamo, un'esperienza di progettazione partecipata, e quindi proposero di fare un progetto di un edificio pubblico per un paese dell'India. Come finì questa esperienza? Finì che la popolazione insegnò loro come si costruiva, cioè in quei posti quali materiali usavano, come si costruiva, e da lì cioè, la loro esperienza è stata di apprendere più che di insegnare. Certo hanno portato il loro know-how, poi è ovvio, però il progetto si è trasformato in qualcos'altro ed è diventato tra l'altro un progetto di riscatto sociale di quella popolazione, tra cui c'erano persone che non facevano niente tutto il giorno e sono diventati costruttori di questo edificio per la comunità. Questa è progettazione partecipata. Fantastico. Sì, molto. Davide. Sì, mi riaggancio un po' a quello che stava dicendo Marina. Sì, cioè anch'io la progettazione partecipata la intendo più come processo di mutuo apprendimento tra architetto e appunto pubblico partecipante, piuttosto che io architetto vado e chiedo al pubblico cosa vuole, perché
molte volte spesso non si sa neanche che cosa si vuole. Per esempio, appunto, nella questione delle panchine, non so se chiedendo al vecchietto avrebbe specificato la panchina con lo schienale o semplicemente avrebbe detto, boh, l'importante è che ci sia una panchina, poi te l'avrebbero comunque messa senza schienale. Quindi anche quello è un nodo un po' da vedere. E poi c'è sempre la questione che cioè, le architetture che funzionano o non funzionano. C'è da dire che le architetture invecchiano e hanno bisogno di essere rinnovate in continuazione, perché appunto un progetto magari è stato fatto per un tipo di società che era stata pensata negli anni 80, negli anni 90, però appunto c'è bisogno di una continua nuova stratificazione anche sia nello spazio pubblico che nello spazio privato, quindi cioè, forse anche questo è una delle cose che manca, cioè una nuova stratificazione continua nei progetti urbani. Davide, visto che tu appunto sei quello più vicino a uno dei problemi che ho citato poco fa, mi piacerebbe capire che appunto poi è una delle tematiche che stiamo affrontando oggi, relativamente alla piazza del progetto Lisci barra Maria Lai, che di fatto poi viene citata molto spesso semplicemente perché lei aveva, come dire, concesso l'utilizzo di un suo bozzetto, disegno preparatorio per la realizzazione di in realtà un intervento un po' più ampio che si è limitato invece a un semplice innesto di questa trama nella piazza, come se fosse, come dire, una proiezione sia della chiesa o comunque diciamo di uno spazio all'interno della piazza, appunto, che di fatto dalla comunità di Sydney non è assolutamente riconosciuta, anzi c'è proprio astio nei confronti di questo progetto qua. Qual è il tuo pensiero in merito a questa cosa qua? Io mi sono battuto in diverse occasioni, continuo a portare avanti la mia piccola, la chiamerei quasi guerra, una piccola battaglia di rivendicazione di questa piazza, perché giustamente è una grande opportunità del paese, era perlomeno, perché adesso la vedo un pochino troppo lasciata andare ed è in quella fase decadente dove dici probabilmente non si riuscirà più a recuperarla. In realtà si potrà recuperare senza problema. Però quello che mi chiedo, o meglio, quello per cui ci battiamo sia come museo che al di fuori del museo, è proprio quello di far conoscere questa piazza, farla vivere e far capire che la concezione di questa piazza, con tutte le criticità del caso, effettivamente possa essere anche ripensata attraverso un dialogo con la comunità. Però quello che dico io non deve essere per forza cancellata, perché molte persone la vorrebbero proprio cancellata dall'oggi al domani. Abbiamo perso Marina, ma tornerà. È un tema spigolosissimo quello che mi hai proposto e quindi cammino con nei tizzoni ardenti. Parliamo con diplomazia, parliamoci Sì, chiaro. sì, Siamo tutte persone diplomatiche, quindi io ho espresso il certo. mio parere, che conosco anche il tuo, però appunto vorrei che ci confrontassimo per capire se possono venire, si può trovare ecco, una soluzione, una strategia anche di miglioramento, ecco, in questo senso, no? Perché in Italia ne parlano, in generale negli ambienti, diciamo, specialistici, come ben sai, si parla di questo intervento che è stato fatto a Sydney come uno dei casi appunto di miglioramento del decoro urbano di rilievo. Di fatto però non corrisponde poi alla realtà, se ci pensiamo, no? Certo. Lascio parlare adesso. Sì, appunto, l'elogio da cui ti riferisci sicuramente fa riferimento alla Biennale di Venezia in cui era stato citato come innesto, appunto. Era una biennale curata da Zucchi che parlava appunto degli innesti di contemporaneità nei tessuti consolidati. Sulla carta, cioè sul disegno, è un bel disegno comunque, cioè, se lo guardi nella pianta funziona. C'ha tutta una serie di criticità che secondo me non sono da rilegare semplicemente a un disegno sbagliato. Sì, ci sono alcune cose che non funzionano, però secondo me è stata concepita in un momento storico un po' particolare, perché cioè, era già in crisi comunque secondo me la vita di piazza in qualche modo. E quel cantiere che poi si è prolungato anche oltre il tempo, cioè magari anche la tempistica di lungaggine ha dato comunque
una mazzata anche poi a quel tipo di vita nella piazza anche. E poi c'è sempre la questione annosa dei parcheggi, cioè che è una questione spaziale, perché stiamo parlando di spazio che serve alle macchine, spazio che serve alle persone. Cioè, ora come ora un parcheggio alla piazza, è inutile girarci intorno, è così. E in realtà quel progetto lì nasceva come una pedonizzazione dell'intera area. Io ricordo che per 2 volte sono stati rivelti i paletti che impedivano alle macchine di passare. Ma cioè, qua non si tratta neanche di mettersi pro le macchine o contro le macchine, cioè, il problema della transizione verso anche la pedonalizzazione è una transizione che comunque deve tenere conto che le persone dall'oggi al domani non smettono di andare in macchina, quindi cioè, devi dare l'opportunità sia ai pedoni di camminare che alle macchine almeno di parcheggiare intorno. Quindi secondo me una delle grandissime criticità era stata quella di non studiare o comunque mettere in pratica anche un sistema di parcheggi intorno alla piazza. Quello secondo me è una delle criticità maggiori. Tuttora non abbiamo tantissimi parcheggi, infatti appunto nelle tavole partecipate che avevamo fatto con i MOI uno dei primissimi problemi era che servivano parcheggi. Era l'unica cosa che ti chiedevano. Hanno fatto, ma per rivitalizzare il centro storico cosa faresti? Parcheggi. Quindi cioè, è un problema da studiare e da affrontare. Sì, è vero. Abbiamo una domanda dal pubblico e ci chiedono: piattaforma Rousseau per l'architettura? Immagino si faccia riferimento appunto a un modo di progettare, quindi partecipato, proponendo di fatto il progetto alla collettività ancora prima che venga poi realizzato. Cosa ne pensate voi? Davide, continua pure tu se hai già una risposta e poi passiamo la parola a Marina. Allora, anche qua è complessa sempre, sì, certo, ovvio, però cioè, secondo me già comunque ci sono degli strumenti che ti permettono di vedere quali sono le trasformazioni all'interno del paese, che è vero, però non sono alla portata di tutti, perché appunto devi andare nell'albo pretorio, scaricarti le cose, magari seguire anche le dirette streaming del Consiglio Comunale in cui parlano anche del progetto urbanistico. Quindi appunto la questione dell'architettura Rousseau per l'architettura, di che architettura parliamo? Cioè parliamo dell'architettura pubblica, dell'architettura privata, perché anche lì si apre un mondo, cioè, come fai a rendere per esempio partecipata un'architettura privata, che in realtà poi ha una ripercussione anche sul pubblico. Certo. Quindi, e poi adesso mi è venuto in mente prima parlando della questione di seguire le dinamiche urbane. Una volta parlando con abitanti durante una delle tavole partecipate, appunto gli parlavamo della pianificazione e loro avevano rilasciato ma quella è politica. E ho detto, no, sono scelte urbanistiche. Poi certo, è il governo del territorio, però ci sono due cose che vanno di pari passo. Secondo me anche questa cosa dello scollamento anche tra architettura e popolazione, e lo scollamento che abbiamo noi anche nei confronti della politica, forse sono sintomi dello suo problema. Vedi, sono molto d'accordo su questo. Marina, ti vedo pronta a darci la tua opinione. No, è una domanda molto interessante. Ci ho dovuto pensare un attimo e mi sono immaginata questo scenario nel futuro in cui una piattaforma Rousseau ci dice progettiamo così, progettiamo in quell'altro modo, mettiamo quel materiale, facciamo quell'edificio di 10 piani invece che di 2. No, non funziona per una ragione, perché l'architettura o la progettazione, una buona architettura, un buono spazio pubblico, se stiamo parlando di spazi pubblici ma è uguale, per quelli privati, è sempre, per quanto mi riguarda, contestualizzata. Una piattaforma Rousseau per l'architettura significa che chiunque, forse da qualsiasi parte del mondo, può dire la sua guardando una tavola, un disegno, una fotografia. Io prima non sono intervenuta nel discorso che facevate sulla piazza di Sinai, perché io non ci sono mai stata. La conosco le foto, ma non l'ho mai vista dal vivo. Mi è venuto solo in mente il commento di un professore che
di Unica, del DICAR, che è un geografo urbano, e che andando a Milano nella piazza Gaeulenti, tornando da Milano dopo una visita alla piazza Gaeulenti, mi ha detto è orrenda. Ho detto come orrenda? Mi ha detto sì, è una schifezza. Gli ho detto perché è una schifezza? Perché io ero lì e mi sentivo nel nulla, cioè non mi sentivo perso nel nulla, ma non perché sia grande, ci sono piazze più grandi, molto più grandi, perché dal suo punto di vista non c'era l'attenzione per quello che dici tu, per l'uomo, cioè è perso nel nulla, non c'è un perché. In realtà quel progetto è riuscito, funziona, era uno spazio complicatissimo da progettare, funziona per la città, forse non funziona per chi lo sta vivendo. Quindi una piattaforma Rousseau in cui io, che magari ho visto delle foto della piazza di Sinai, ma non ci sono mai stata, non lo so se quella piazza funziona o no. Certo. E la stessa cosa è prima è quasi una provocazione, a che punto ci si può spingere? A che punto ci si può spingere? Ma non è una questione, ci si può spingere creando dei dibattiti pubblici che però intanto coinvolgano le persone realmente interessate. I tavoli di progettazione partecipata servono a fare in modo che le persone coinvolte davvero in quel territorio possano dire la loro e possano lavorare a stretto contatto col progettista, a volte coi costruttori, perché ci sia un dibattito che parta cioè che sia un interscambio, non che parta dal basso, che sia uno scambio tra chi ha la conoscenza e chi ha la conoscenza del luogo e di come lo vuole vivere quel luogo. Però una piattaforma in cui ognuno dice la sua, no, ma non perché io non sia democratica, perché non servirebbe a niente, non si riuscirebbe a fare una sintesi, non ha senso, ecco. Secondo me non è vero che se ci sono più voci poi si trovano più soluzioni, non c'è bisogno. Per esempio, quando parlavo del fatto che l'architettura non si occupa più delle scienze, cioè non si occupa e non studia le scienze sociali, intendevo anche dire che l'architetto può anche non sapere niente, però in un progetto, per esempio, quel progetto potrebbe essere fatto, svolto e portato avanti attraverso quello che si chiama progettazione integrata, cioè ci sono io che sono un ingegnere, c'è l'architetto, c'è il geografo urbano, c'è l'antropologo, c'è chi si occupa di arredo, e allora di illuminazione. Sembra una fesseria, ma l'illuminazione in un qualsiasi progetto che è una specializzazione diversa da quello che può fare un architetto che progetta una casa o l'architettonico di una piazza. Sono due cose diverse, ma sono tutte importantissime allo stesso livello e non si può prescindere da nessuna, e quella è progettazione integrata. Persone che hanno diciamo formazioni e esperienze diverse. La progettazione bottom up sì, però è anche un'altra cosa, è anche quella di cui si occupa Davide, che è rigenerazione urbana, e cioè movimenti di cittadini che ad un certo punto dicono: a me questa cosa non va più bene, a me sta stretta, questo spazio lo voglio occupare, e invento qualcosa che nasce dal basso. Certo. Che di fatto poi, come ormai siamo risaputo, siamo una società liquida in costante cambiamento, e abbiamo bisogno di sentirci anche cambiati, anche se il mutamento non è ancora avvenuto. E gli spazi effettivamente dovrebbero cambiare come cambiano anche le persone. Come dici tu, se uno spazio non mi rappresenta più, se tra 20 anni le piazze non saranno più un luogo di condivisione, come di fatto adesso non lo possono più essere, ma già appunto non lo sono più da tempo in alcuni casi, perché non è possibile avere più momenti di aggregazione. E se tra 20 anni sarà ancora così, bisognerà cambiare anche il modo di concepire le città, e quindi a quel punto il progettista, di concerto con l'urbanista, di concerto con un sociologo e probabilmente anche con un psichiatra, a questo punto cercherà di dare una forma differente. Con molti psichiatri e psicologi. Io non so, se Davide non vuole aggiungere altro, io passerei con la seconda affermazione Vado avanti, Davide? O vuoi aggiungere Sì, no, una cosa che in realtà mi incuriosisce sempre nel dibattito,
c'è un gran dibattito nel mondo dell'accademia soprattutto su se sia riuscita o meno la piazza Gaulenti. E appunto lavorando al Politecnico di Milano comunque lo sento molto, perché nell'accademia, all'interno dell'accademia è una piazza che fa schifo. Però io devo dire che da fruitore in realtà quella piazza in realtà funziona, cioè io non l'ho mai vista vuota, cioè, e soprattutto c'è una densità di popolazioni incredibile. C'è quello spazio lì d'estate, nell'estate milanese, che io non auguro a nessuno, è l'unico punto in cui i ragazzi si possono bagnare i piedi perché c'è quel filo d'acqua, ed è diventata quasi una spiaggia. Cioè io ho visto le persone che andavano... Come? Neanche un albero praticamente. Neanche un albero. Adesso vabbè, hanno aperto anche il parco super utilizzato, cioè appunto l'inaugurazione era pieno di gente e ogni weekend si riempie. Secondo me, cioè, infatti, architettonicamente non piace, tutto il mondo dell'accademia l'ha bocciato, però in realtà alla popolazione piace quello spazio, quindi cioè, secondo me dobbiamo interrogarci anche noi all'interno dell'accademia su che cosa va bene alle persone e su cosa non va bene a noi, perché io quello spazio l'ho sempre visto super vissuto in realtà, e da diverse popolazioni, non da un'unica popolazione, cioè ci sono i cinesi che fanno i balli perché ci sono le ampie vetrate, quindi ci si possono specchiare, quindi vedi questi gruppi di ragazzi che ballano di fronte alle vetrate. Ci sono quelli che portano a spasso il cane magari va in mezzo all'acqua, oppure d'estate ci sono quelli che hanno il cesto della merenda e vanno a fare il picnic lì nella piazza. Oppure tantissime feste di compleanno, cioè mamme che festeggiano il compleanno dei bambini al parco. Quindi secondo me c'è anche tanta biodiversità di popolazione all'interno di quello spazio. Fantastico, sì. Effettivamente, guarda, hai riassunto quello che dovrebbe essere il concetto poi alla fine anche di un'analisi critica di un intervento, no? Cioè, di fatto facciamo tutti grandi professori, nel senso che obiettivamente non siamo mai in grado di stabilire se una cosa è fatta nel modo giusto, perché a tutti gli effetti non esiste una cosa giusta al 100%. Cioè, quell'architettura raggiunge quell'obiettivo quando è vissuta, come nel caso appunto della piazza Gaia Laurenti, quando è vissuta da più persone e la vivono e la abitano nel modo che a loro è più congeniale. E questo è aver raggiunto poi l'obiettivo, cioè quella piazza non doveva essere bella e piacere ad altri architetti, al mondo accademico, no, doveva essere realizzata per essere vissuta. E poi ci sono altri casi celebri invece dove magari è accaduto tutto il contrario, dove tutti appunto continuano a disconoscere quello spazio là e nessuno lo vive perché magari è uno spazio cupo, fa paura, non è inclusivo perché, non so, in generale. E questo ci consente di passare poi alla mia seconda affermazione, che in parte l'abbiamo già trattata perché avendo scelto delle tematiche molto ampie si riesce un pochino, no, a spaziare da una parte all'altra. Quello che volevo dirvi io nella seconda affermazione è questa: se dico la città è un ambiente naturale, un modello biologico caratterizzato da meccanismi di competizione, di simbiosi, di dominanza, no? E in questo caso si potrebbe continuare appunto a parlare di altri esempi come la piazza Gaolenti. Cosa pensate di questa affermazione che ho appena fatto? Chi deve iniziare? Davide, vai Marina, inizia tu, stavi iniziando tu. Allora, intanto giusto per concedervi ancora qualche secondo, questo fondamentalmente è un principio di sociologia urbana, nel senso che ci ricolleghiamo a quello che dicevi tu prima, no? Cioè la progettazione, se viene fatta solo da ingegneri, se viene fatta solo da meri progettisti, quindi che siano architetti, che siano tecnici in generale, rimangono degli strumenti asettici che difficilmente riescono poi a creare un'interazione con l'umanità. L'unica interazione che possono avere può essere quella di, se sono delle palazzine, verranno utilizzate come abitazioni, punto. Però di fatto saranno dei posti dove le persone vanno, dormono, si svegliano la mattina ed escono per andare a lavoro.
mentre una concezione con una chiave sociologica può essere quella per cui le persone poi abitano anche lo spazio che viene creato magari attorno alle palazzine oppure attorno appunto al quartiere che viene creato da zero, no? Non so se io chiaramente non arrivo dal mondo né urbanistico né tantomeno architettonico, le uniche mie conoscenze sono legate al mondo dell'architettura, della storia dell'architettura artistica, quindi al massimo conosco i razionalisti che però hanno fatto un po' di storia in questo senso, dando una concezione un po' diversa chiaramente rispetto all'architettura, possiamo dire, più classica, più storicizzata, no? Marina, ti ridò la parola, ti ho dato abbastanza tempo per ragionare. Sì, allora, la puoi riformulare quella domanda che era più una domanda di super quark che una domanda inerente alla progettazione, alla pianificazione. La puoi rifare proprio come l'hai... Sì, allora, quello che dico io, cioè l'affermazione che vi sottopongo è la città è proprio un'affermazione, la città è un ambiente naturale, un modello biologico caratterizzato da meccanismi di competizione, di simbiosi e di dominanza. Ok. Sì, è un'affermazione, facciamoci il punto di domanda, che io condivido, no? Allora, lo condivido perché ci sono tutti questi aspetti esistono, nel momento in cui non ci sono le regole, nel senso che nel mondo animale ci sono delle regole non scritte che funzionano molto bene, io sono più forte e ti mangio. L'uomo in teoria non dovrebbe ragionare in questa maniera, però lo fa. E infatti quante volte i vicini di casa litigano nelle case al mare perché quello davanti nel terreno più in basso ha costruito la casa di 3 piani invece che di 2 e gli ha coperto la vista del mare? 1000 volte. Quindi abbiamo deciso di stabilire delle regole che sono state stabilite sì per il paesaggio, ma che fanno in modo che non ci dobbiamo gestire da soli quello che gli animali si gestiscono benissimo, cioè il più forte mangia il più debole, però noi non lo possiamo fare, ok? In realtà poi tutte queste cose, la città ok, grazie di avermelo, sì. Sì, no, ero anche brava in scienze tra l'altro al suo tempo. Ci sono però invece secondo me dei casi in cui diciamo, questo modello questo ambiente naturale della città funziona molto bene. Ovviamente non è una grande città, ma sono piccole realtà in cui si impara a stare insieme e non ci si vuole mangiare l'uno con l'altro. E sono, per esempio, tutti quegli esempi di coabitazione francesi, in Italia non ce ne sono tanti, più in Francia, in cui dei quartieri che nascono poi da degli edifici hanno dentro tutta una serie di funzioni e quindi permettono agli abitanti di condividere degli spazi comuni che sono degli spazi di gioco, di convivialità, e lì sì che si crea questa collaborazione, questa simbiosi, si crea un ambiente naturale condiviso che ha delle leggi sì naturali ma anche più umane, quelle in cui riusciamo a stare l'uno con l'altro senza cercare di ucciderci come si può fare in altri contesti in cui non ci sta bene se il vicino ha l'erba più verde di noi, perché è vero questo. Non so se ho risposto perché avevo iniziato a fare viaggi. Beh, di fatto appunto è un'affermazione che ti fa andare anche oltre, no? Sì, E l'ho utilizzato un po' per questo. Davide, la tua grazie. visione rispetto a questa affermazione, grazie a te. È un'affermazione che sì, mi trovo d'accordo perché che sono sempre vicino, diciamo, alle metafore, diciamo, organiche che hanno accompagnato tantissimi studiosi. Cioè comunque anche l'uomo fa parte comunque dell'ecosistema, quindi ciò che produce l'uomo comunque
fa comunque parte di un ecosistema, quindi sì, è vero, la città è frutto di quella, come hai detto tu, meccanismi di competizione, di simbiosi e dominanza, che sono i meccanismi anche della vita politica di una società. Cioè, l'architettura urbanistica non è che crescono così perché un giorno uno si sveglia, sono processi comunque di decisione politica che sono frutto appunto di una società. Quindi mi trovo assolutamente d'accordo. Poi può piacerci o non piacerci quello che abbiamo intorno, però in realtà secondo me dobbiamo iniziare un po', cioè non dobbiamo iniziare, cioè bisognerebbe guardare realmente le cose con gli occhi, cioè quello è il frutto di quella società. Cioè, noi facciamo parte di una società, continuare a dire sempre che appunto magari non ci piacciono alcune cose è quasi una questione di astrarci da alcuni meccanismi. Questo è un po' una cosa a cui io tengo, quindi cioè guardare con i giusti occhi quello che ci sta intorno. E a volte guardiamo con pregiudizio molte cose. Forse sono uscito fuori tema, però No, era no, giusto no. per dire che sono d'accordo comunque a questa cosa cioè la città è frutto di un processo evolutivo. Esatto. Io cito giusto una cosa, no? Visto che Marina ha parlato di coabitazione, di quella che è conosciuta come co-housing, quest'estate abbiamo fatto un talk dedicato proprio al co-housing con gli amici di RECO, che sono un collettivo di architetti ingegneri e che hanno cercato di sperimentare, e lo hanno fatto quindi, il co-housing in Sardegna con degli interventi che poi, se volete, potete andare a vedervi il video, quindi non ve li racconto, altrimenti poi non li guardate. Li conosciamo. Davvero interessante. Conoscete, sì? Sì, no, non li conosco personalmente, però ho visto un po' di cose loro, sì. Ok, ora passiamo, ecco, c'è un altro commento di Loredana. In natura, infatti, la struttura non è mai separata dalla funzione. Non esiste letteralmente, è certo. Dovremmo sempre più prendere spunto dalla biologia, appunto, cioè nel senso dalla Certo. natura e da tutto ciò che ci circonda. Analizzarlo e concepirlo anche in funzione a questo punto umana, cioè qualsiasi cosa che Certo. noi facciamo deve partire da una conoscenza che può essere similare alla nostra. Se non avete nient'altro da aggiungere a questa mia affermazione che vi ha toccato particolarmente, secondo me, qualcuno Sì. che non dorme da giorni per questa, un'altra delle tematiche, appunto, una delle tematiche che, come dire, è sulla bocca un po' di tutti, nel senso che si parla tantissimo di questo termine che può essere calato in tanti argomenti, no? Però per quanto riguarda l'architettura o comunque l'abitare gli spazi, che siano essi pubblici o privati, ce n'è uno, cioè, si utilizza molto spesso. Stiamo parlando dell'accessibilità, della partecipazione, di cui abbiamo già parlato, e della pianificazione però. In generale, riuscireste a farmi degli esempi o qual è la vostra opinione sul fatto di come abitiamo nel 2020, che è un anno catastrofico, un anno dove effettivamente stiamo abitando in un modo molto diverso i luoghi che viviamo di solito, come stiamo abitando quindi le nostre città e i centri urbani, le nostre periferie, i centri in generale, perché poi qui andremo a fare anche un discorso di rilettura della periferia, che in realtà è un centro perché va riabitato e sono i luoghi che possono segnare una ripartenza anche in senso al concetto di comunità, però quello che è più interessante ora è questo, dal punto di vista dell'accessibilità, della partecipazione e della pianificazione. In che modo abitiamo o possiamo abitare nelle nostre città e i centri urbani? Vado io? Prego. Allora, in che modo li stiamo abitando ora? Non li stiamo abitando, ci stiamo passando leggeri. E non solo non li stiamo abitando, ci stiamo passando leggeri, ma non abbiamo dato risposte. In questo anno l'architettura, che insieme a appunto tutte quelle altre discipline umane
e sociali avrebbe dovuto lavorare per dare risposte non le adatte e a livello globale stiamo tutti male, non perché dobbiamo stare chiusi in casa, perché non possiamo avere rapporti sociali, ma perché dalla casa alla città ci siamo resi conto di quanto stiamo male nello stesso spazio per un tempo un po' più lungo di quello che era quello consueto, e quindi a lavoro la scrivania è troppo bassa, è troppo alta, quindi a casa la mia stanza da letto ha il soffitto troppo alto, quindi il balcone non esiste, quindi lo spazio pubblico non è abbastanza ampio, non ha abbastanza panchine perché tutti si possano sedere, o sono panchine da 4 e non posso sedermi in 2 e ce ne sono 3, basta, in tutta una piazza. Insomma, non ci siamo resi conto ora che di tutto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento, che l'architettura non, cioè che tutto ciò che è stato progettato, o la maggior parte delle cose che sono state progettate, non sono state progettate dall'uomo per l'uomo, ora ancora di più. Quindi quando parliamo di accessibilità, lì è un altro problema ancora, cioè l'accessibilità vuol dire che in quel posto ci può andare chiunque, ma non ci può andare, deve poterlo utilizzare. Quindi che cos'è quel posto? Una piazza? Un museo? Tutti vuol dire tutti, cioè tutti significa il bambino di 1 anno, il bambino di 10 deve poter vedere dentro al museo una teca, ci arriva il bambino di 10 anni alla teca, oppure abbiamo stabilito che quel museo è per un target che va dai 14 anni ai 90, uno in sedia a rotelle, non sto parlando quindi l'accessibilità non la sto applicando a quel target di persona disabile, premesso che di disabili ce ne sono 6 milioni di tipologie diverse. Anche io sono disabile nel mio, sicuramente, anche se, cioè, perché magari non riesco ad arrivare a prendere una cosa in uno scaffale alto, quindi ho le mie disabilità. Non si può ovviamente progettare per tutti, da quello che ha 1 anno a quello che ne ha 99, però quella deve essere la tendenza. Cioè, se io voglio che uno spazio sia realmente pubblico, deve essere pubblico per tutti, e non che io ci posso passare perché mi hai fatto la passerella per il cieco in cui capisco dove devo andare. No, io devo poter fruire di un museo. Allora, quel museo, se è un museo, io che sono cieco devo poter leggere che cosa c'è, o qualcuno me lo deve raccontare come se lo stessi vedendo. Se c'è un racconto, devo poter vedere qualcuno che in lingua dei segni o una scritta che mi racconta. Se sono straniero, sto entrando in un museo e quindi sono in vacanza, deve poterci essere una lingua a me comprensibile. Se i miei genitori decidono che a 10 anni mi vogliono portare a vedere una esposizione di qualcosa che sta su una teca, se la teca me la metti a 1,50 m, io non lo vedo. Questo non esiste. Questo non, cioè, non è alla base del ragionamento. Il target o chi, appunto, è sempre quello il discorso. Il tema accessibilità è un tema che ormai abbiamo chiuso dentro delle regole, ok? E rispondiamo di quelle regole dicendo, ok, qui dentro ci riesco a farci passare in questo percorso questa tipologia di disabile, non è questa l'accessibilità. Ed è lì, e invece l'accessibilità e la fruibilità è tutti dentro, altrimenti nessuno dentro, o tutti o nessuno, dovrebbe essere così. Allora, ho detto delle cose bellissime, devo tutto dirlo. La prima, adesso no, questa parte, la prima cosa, vabbè, partiamo dalle ultime, sull'accessibilità appunto che di tutti, adesso non è per fare i fighi e tutto, però abbiamo lanciato stamattina col museo, ci è venuta questa idea appunto di chiedere al nostro pubblico, al pubblico che conosce il Museo di Sinai, quante lingue sono parlate a Sinai. Non nel senso, ovviamente, la cosa più banale, uno ti dice, ah, vabbè, il sinaese e l'italiano. No. Sinai è una comunità che, insomma, raggiungiamo forse con Solanas e San Gregorio 18.000 abitanti, se non sbaglio, e c'è una comunità anche
che non parla solo l'italiano o l'inglese, probabilmente c'è chi parla il tedesco, c'è chi parla il cinese, c'è chi parla l'arabo, c'è chi parla francese, insomma, tantissime lingue. E la nostra idea è quella di conoscere quante lingue si parlano a Sydney in maniera tale da poter poi realizzare la cosa proprio più semplice, cioè un punto di partenza, un cartello dove c'è scritto museo e archivio, perché di fatto noi siamo MUA, quindi museo e archivio, in tutte le lingue che si parlano nel territorio di Sydney, in maniera tale che incominciamo già a rendere accessibile quantomeno il nome della nostra istituzione a tutte le persone. Poi abbiamo un lavoro immenso da fare, che è quello ad esempio delle teche, ma lì bisognerebbe intervenire in un modo più massivo e massiccio anche, direi, perché servono dei fondi, dei finanziamenti che si possono intercettare solo col tempo e con una progettazione un po' più a lungo termine, sia medio-lungo termine, è molto più ragionata. Poi basta, quindi hai detto delle cose davvero interessanti, quindi prego. Davide. Okay. Mentre stavi parlando delle lingue mi è venuto in mente se stessi pensando anche a Suntrariugo, che a Sydney si usa ancora, è una resistenza dagli anni '80 che resiste. E secondo me cioè, in realtà alcune cose funzionano ancora, come cioè, tra sottostrato tra slang e sottostrato, vabbè, questa è una divagazione. È una provocazione questa. No, la questione della... sì, parto un po' dalla questione dell'accessibilità perché comunque mi interessa anche a me. Secondo me una cosa interessante, cioè un punto di vista che comunque dovremmo iniziare a esplorare anche quando progettiamo le nostre città è sicuramente il punto di vista dei bambini, cioè la questione della città a misura di bambino che in tanti hanno scritto, tra l'altro è morto da poco un urbanista che aveva scritto proprio aveva fatto della ricerca scientifica sulla città a misura di bambino. E secondo me dei passi avanti un po' in giro da questo punto di vista si stanno facendo. Adesso da poco vedevo che a Sassari hanno istituito le zone 30 temporanee di fronte alle scuole, che è un modo comunque di rendere comunque, cioè, più accessibile comunque a misura di bambino, seppur in determinati orari, uno spazio pubblico che normalmente è uno spazio tecnico che è pensato esclusivamente per la macchina, gli dai un ulteriore uso, quindi cioè, gli dai anche un nuovo spessore quasi appunto umano, gli dai una nuova urbanità, un nuovo senso, oltre che quello di far passare le macchine. Quindi cioè, la questione della pianificazione e accessibilità è una questione che sicuramente va vista a diverse scale, da diversi punti di vista sicuramente, perché appunto quello dei bambini è un punto di vista che non ci filiamo mai, cioè quasi mai, forse no, non ce lo filiamo minimamente in ottica di pianificazione. E poi, visto che Marina ha tirato fuori un argomento sempre interessante rispetto alla pandemia, al Covid, secondo me è emerso il bisogno degli spazi aperti. Che oddio, noi in Sardegna comunque ce la passiamo ancora bene, per alcuni, cioè Sydney, oddio, in contatto con la campagna, quindi la scampagnata in campagna te la fai tranquillamente. Almeno parlo per me che ero proprio ai margini, per me è sempre stato cioè, il mio playground, la campagna da bambino. Quindi secondo me questa fase di pandemia dovrebbe farci riflettere sull'importanza che ha proprio nella nostra crescita anche la libera fruizione in spazi aperti, che spazi aperti non significa semplicemente appunto la piazza, ma anche semplicemente poter fare una passeggiata in campagna, cioè anche quello è un attraversamento, cioè è una spazialità, stai attraversando una spazialità che comunque incide nella tua formazione, nella tua crescita anche. Assolutamente sì, e te lo dice uno che è cresciuto non a Sydney ma in un piccolissimo paese che fondamentalmente era campagna, quindi arrivare poi in una città che agli occhi di un 16enne, 17enne risulta come una grande metropoli come Cagliari, che in realtà appunto poi è una città che ha una dimensione anche medio-piccola, come dire, si sente un abisso, una differenza. Mi è venuta in mente un'altra cosa relativa proprio alla questione che diceva sempre Marina, Davide me l'ha
ribalzata con un suo commento. Effettivamente non si è fatto nulla in un anno di tempo, o poco meno di un anno, cioè non si è ancora approntato una strategia di riorganizzazione degli spazi in previsione appunto della situazione mondiale che stiamo vivendo. E penso che, non vorrei esagerare, ma probabilmente nessuno Stato, nessun governo abbia pensato appunto a riorganizzare questi spazi. E di fatto in Italia è stato di fatto in Italia nessuna istituzione era pronta poi a arginare o riadattarsi a questa situazione. L'hanno dimostrato ad esempio i plessi scolastici, che non sono stati in grado di organizzarsi in tempi brevi per la riapertura, garantendo la distanza di sicurezza tra tutti i bambini, per l'ingresso a scuola. Insomma, le cose proprio più semplici e più banali non si è stato in grado proprio di gestirle e quindi di adattare appunto, di migliorare questa accessibilità e pianificare in tempi brevi poi in caso di situazioni come quella che stiamo vivendo. Mando subito un commento stato fatto e lo leggo anche. Marina, concordo in pieno su tutto. In ambito museale ci sono un'infinità di carenze nella progettazione, a partire da una banalità, che banale non è, che è la coibentazione delle strutture, passando per l'accessibilità a tutti i livelli e finendo con l'illuminazione, che è davvero elemento fondamentale per godere dello spazio e di quel che c'è dentro. Assolutamente è vero, benissimo, non sono neanche io un esperto di illuminotecnica, ma mi rendo conto, da fruitore di mostre, ne ho lavorate a decine nel corso della mia vita, ti rendi subito conto se dietro c'è una pianificazione, una progettazione, anche semplicemente del calore, dell'intensità, del calore di quella lampada che è stata utilizzata. Nel nostro piccolo possiamo dirci fortunati perché nelle sale espositive, almeno nelle sale delle collezioni artistiche, abbiamo un sistema di illuminazione, di luminotecnica molto forte che ci permette di direzionare le luci e di non avere quegli abbaglianti nelle opere che appiattiscono tutto e non ti fa godere poi delle ombre anche che si vengono a creare, ad esempio nelle sculture. Io potrei andare avanti per ore a parlare e continuare a fare Però commenti. è già passata un'ora. Esatto, abbiamo raggiunto un'ora di... Ringraziamo Valentino perché è un tema gigante, avrei voluto risponderle per almeno 15 minuti ed è tutto vero, la progettazione è carente di tutti questi aspetti che nel museo ovviamente sono fondamentali, ma sono fondamentali nella vita di tutti i giorni, cioè il benessere igrometrico, il benessere del corpo all'interno di uno spazio, soprattutto uno spazio interno, è legato a questo, alla coibentazione, alla giusta temperatura e tutto il resto. Quindi, però è una cosa importantissima da affrontare con più tempo e mi sa che Lo faremo. lo faremo. Davide, un ultimo commento, faccio il giro dei commenti finali. Davide, il microfono. Microfono. No, mi trovo d'accordo con Marina che appunto è un argomento ampio e che cioè, andrebbe dibattuto, cioè anche con una scaletta che prende diversi punti, perché appunto il tema è molto ampio. Secondo me però le operazioni come quella che fate voi, secondo me aiuta a costruire magari anche cioè appunto un processo di apprendimento su queste tematiche come urbanistica, architettura. Secondo me questo è un buon modo, cioè non si può risolvere tutto con la bacchetta magica, però serve sicuramente un processo di apprendimento, quello assolutamente. Un apprendimento reciproco, ci tengo sempre a specificarlo questo, non ante cattedra. No, infatti, per citare appunto come il progetto dello studio di architettura che si è trovato poi in India ad apprendere direttamente dagli abitanti, è proprio così. Di fatto noi come museo ci siamo trovati a capire che strategia adottare per migliorare innanzitutto noi stessi come persone, perché dobbiamo anche partire dal presupposto che tutto è fatto di persone, dobbiamo avere a che fare con le persone, dobbiamo creare dei momenti di condivisione che ci servono appunto per imparare qualcosa, per conoscere soprattutto, perché la conoscenza
non la troviamo solo sui libri, i libri ci aiutano tantissimo, però poi è parlando e confrontandoci con gli altri che riusciamo a scoprire dove sta davvero poi il nodo cruciale per una risoluzione, non dico totalitaria, ma quantomeno per un inizio di un cambiamento delle cose. Ed è quello che stiamo cercando di fare poi noi come museo. Non parliamo solo della nostra collezione archeologica o delle collezioni artistiche, cerchiamo di aprirci, di confrontarci con tutto il mondo, proprio perché al mondo vogliamo parlare. Allora io ringrazio Davide per essersi prestato a questo talk, a dialogare con noi di queste tematiche che chiaramente gli appartengono un po' meno a me, da oggi apparterranno un po' di più anche a me però, quindi di spazi, di architetture, di accessibilità. Ringrazio anche Marina, non so, Marina, a te non ho fatto fare un commento finale, vuoi... No, vi ringrazio, sono stati molto interessanti tutti i commenti. Grazie a voi, però una cosa la voglio dire, che secondo me i progettisti tutti devono mettersi una mano sulla coscienza e avere spirito critico su tutti in primis, e capire, imparare che quello che stanno facendo non è per dei posteri che non esistono, per non so, gli UFO, è per chi lo deve usare adesso, tra 10 anni, tra 20, tra 100. E questo è importante, credo sia la cosa più importante. Alcuni lo sanno, sono molto bravi, altri non lo sanno e non gliene frega niente. Grazie. Di fatto, chiudo con un'altra cosa, di fatto non mi ricordo se ne parlavamo con Marina o con Davide o con entrambi insieme fuori dalla diretta nei giorni scorsi, ma l'uomo vitruviano è l'emblema poi del concepire appunto tutta la progettazione in funzione appunto dell'essere umano. Bene, direi che Grazie, tutto quello che avete detto rimarrà ai posteri perché il video sarà sia su YouTube, visto che siamo andati in diretta anche su YouTube, e chiaramente nella fanpage del museo, quindi su Facebook. Grazie ancora e buona serata. Anche a te. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Ciao.